Potrebbe esplodere, Cioè la paura mia solo è che inizia a fare fumo. Passa una volante, no? Nell'ultimo video ricordarvelo ha fatto bene a quanto pare, quindi ancora una volta vi ricordo di andare a controllare se siete iscritti al canale, perché una percentuale assurda di voi che guarda i miei video non è iscritta al canale, cioè... ragazzi. Ma poi a 100.000 iscritti regalerò il mio TM 302 tempi a uno di voi. Se vi siete persi il primo episodio vi lascio la i qua in alto, andate a recuperarlo. Ho già mandato vari pezzi in verniciatura, cromature, stiamo girando il secondo episodio, a breve lo vedrete, non vi preoccupate. Ma stasera, lunedì 27 novembre, saremo in live per farvi vedere un po' di contenuti che non vi ho mai mostrato su YouTube. Giusto uno spoiler di quello che vedrete stasera sul canale Viola. Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo qui sì per guardare la schienata di Toret, ma anche per spiegarvi gli aggiornamenti che ci saranno sul progetto della bici più potente d'Italia. Ormai è un anno che conoscete Carlo e la sua bici ed è più di un anno che lavoriamo a questo progetto per creare e progettare una moto elettrica. Avete capito bene ragazzi. Qualche mese fa ho messo questa storia che vedete qua. Vi ricordo di seguirmi su tutti i miei profili social così da rimanere sempre aggiornati e di iscrivervi al canale perché è gratis e mi potete aiutare tanto a me, a Carlo, nella realizzazione di questo progetto. Quindi che vi costa? Cioè è gratis. capito? Per arrivare a questo risultato ne abbiamo passate veramente di tutti i colori. Troppe. Abbiamo bruciato motori, Impianti frenanti. centraline, pacchi batterie. Ragazzi, tanti problemi li abbiamo risolti grazie anche a voi che nei commenti ci avete aiutato. Una squadra fortissima. Per chi si fosse perso i video precedenti vi lascio la playlist con tutta la serie qui nella i in alto. Per i nostalgici ragazzi adesso partirà un breve riassuntino e poi vi illustreremo il progetto nuovo. Sì ragazzi, è proprio lei la bicicletta sulla quale mi sono schienato. Siamo riusciti ad arrivare a 40 cavalli. Accelero e me la ritrovo a mo' di cappello. Wow! Guardate le mie mani. Flaco, hai fatto un missile terra-aria e l'abbiamo ritrovata 58 cavalli. No, è indescrivibile, veramente abbiamo bisogno di un banco, vi prego, dateci un banco per testare questa bicicletta. Ragazzi, siamo a 200 km/h. Non è progettato per 200 km/h. Genio! Oh, Fernandona di Valentino! Ragazzi, si stava ammazzando! Partiremo sulla base di un telaio Husqvarna. La moto sarà progettata per il doppio utilizzo, cross e motard. Celle 21700, le stesse che utilizza Tesla, le andremo a disporre tutte verso questa parte qua, verso l'avantreno, verso avanti e verso il centro, affinché il baricentro possa essere basso, stabile e anche la parte anteriore del telaio potrà avere più peso, perché ragazzi qua ne abbiamo bisogno, stiamo parlando di una motocicletta che avrà bene o male 130-150 cavalli. Inoltre stiamo provvedendo all'acquisto di stampanti 3D professionali e io personalmente sto iniziando a smanettare nel mondo di AutoCAD e vorrei prenderlo forse, se tutto va bene, una certificazione, quindi progetteremo tutto al meglio e integreremo soprattutto nel design di questa nuova moto che sarà spaziale ragazzi, veramente deve far venire i brividi. Nice. Nuovissime tecnologie. Ragazzi, che dire, rimanete connessi, vi dovete iscrivere al canale e seguire questo progetto a pieno. Adesso andatevi a vedere la parte di Toret che si schiena e di noi che rischiamo di prendere fuoco a causa della batteria. C'è Carlo, questo pazzo, cosa ha fatto? Andate a vedere voi, andate. Ok, questa è la bici, quella che va veloce, dell'amico di Valentino, aiuto. Porca puttana. No, però deve cambiargli i freni, metterli al contrario, così è pericolosissimo, aiuto. Oddio. Lo sapevo. Porco Dio. Già la stava perdendo ragazzi. Oh. Te l'ho detto fra che ti schienavi. Porca Eva. Cazzo la bici, cazzo la bici. Lo sapevo,
Fra, questa è troppo potente, non la potevi accelerare a manetta, io non l'ho... Perché non ho fatto, mi sono pure messo col peso in avanti, proprio perché la sentivo. Aspetta, stai attento, veramente. Scusami frate. Sì, un attimo, vale. Allora, se non si stacca bisogna Però- chiamare i vigili del fuoco qua. Cosa? Potrebbe esplodere, No, non è scollegata, c'è un cavo collegato, ragazzi. Carlo, stai attento, vero, Fra, te l'ho detto, il freno di dietro sta sul filo dell'acceleratore. No, lo so, ti giuro mi sono messo col peso in avanti. Torette l'ho provata, io l'ho creata, cioè lui l'ha creata e io la testavo sta bicicletta. Ci sono caduto sopra quando c'avevo il motore di merda. Te lo apri a minimo e si alza di colpo. Lo so. Ma che ospedale di Gino, frate, ho tirato una culata. Aspetta, alziamo la batteria insieme. Carlo, che ti sei rotto? 2000 euro per riparare la batteria. Hai rotto la moto più costosa. Ok ragazzi, qua sta scaldando un pochino. Gli vorrei dare una mano, non so di... Fra, pure io lo vorrei aiutare, ma non so che fare. Cioè, la paura mia solo è che inizia a fare fumo. Si sta scaldando. Fortunatamente le costruisco bene. Fai paura, Carlo. Grazie. Si è scollegata, giusto? Non sei arrivata a stracciare, Si è gratta la sanata. Questo lo so. Allora, ti posso dire una cosa. Se tu la alzi in parallelo che... delle troncasine. Ma la vuoi tagliare con le tronchesi? Stiamo assistendo a qualcosa di incredibile. Ma se quel filo lo puoi tagliare con le tronchesi, ma questo è Vale, no, è meglio buttare 2000 euro per tutta la bici. Prima che piglia fuoco. Ma perché alzarla in... Sta sto cavo enorme, non si stacca. Ma perché dici tu che la batteria così a terra potrebbe portare problemi all'improvviso, prende fuoco? Vale, grattato. Le scelle non hanno Vabbè, c'è l'istintore però. Ma mo ce l'hai spenta, capo? Sei sicuro? Oh. Bucchina, tu sei un pazzo, fra. Tu sei un pazzo, fra. Stacca la corrente così. C'hai la batteria che può alimentare una casa in mano, capi come salta bene? No, Carlo, però ti posso dire una cosa. Secondo me non è rovinata. Are you serious right now, bro? No, sicuramente ha preso un danno tutte le celle che stanno qua. Perché guarda qua. No, non è calda, io mi sono grippato e che ho toccato il ferro e mi sono spaventato. Voglio, se riuscite fate venire qualcuno con la macchina. Oddio, chi c'è sta la macchina? Mi regge a marchia. La bicicletta, la gente si pensa che è fattibile, ma non è fattibile. No, ma quello dei video non rende, fra. Quello Toret veramente secondo me non ci ha dato nemmeno metà gas. Però il problema è che l'ha dato di percorrenza, quindi una volta che... No, ma l'abbiamo provato tutti quanti, anche chi non sa andare in moto. È andato lui troppo sicuro. Ma è sicuro fare queste cose qua in mezzo? Sicuramente no. Capi se passa Ma è una più volante? sicuro di lasciare. No, fra, passa una volante, no? Quando è qua, viene a figgare che macchinine e le telecomandate, che se là stiamo testando una cosa. Una bomba. A bomba per l'università, brigati. Allora, i danni sono schermo, faro, forcelle. Una frase storzellata alta quanta, voglio. Guarda lo sterzo come stai, guarda la forcella. Voglio, ma quello è il problema di questa bici, è il peso. Il problema è che tu devi pensare che questa non è una forcella da bici normale, capito? E se è una forcella da downhill. L'importante è che non si è proprio piegata. No, questo sicuramente non sarà successo. Però è da verificare il canotto. Se è dritto o meno. La sella si è completamente sciolta. Ma guarda là, si è sciolta proprio, si è sciolta proprio. Va bene, danni laterali motore no, perché il pedalino è storto. Sì, si è sciolta, ragazzi. Vabbè, del resto non sembra avere danni importanti. Vale, non sta registrando. Ragazzi, per qualsiasi informazione su batterie, monopattini, biciclette, modifiche elettriche, vi lascio in descrizione la pagina Instagram di Carlo. Contattate direttamente lui perché io queste bici le testo, mi posso occupare di ciclistica, di design, ma la parte elettrica è lui il genio e l'interessato. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo progetto. 150 cavalli sono pochi? Sono troppi? 130? Non si sa, ce la faremo? Un po' pochi? Ce la faremo? Non ce la faremo? Noi ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!